Noi siamo un'agenzia agricola che è soggetta anche alle condizioni da parte dell'assessorato all'agricoltura che ci commissioni ogni tanto perché ha qualcosa da fare, quindi queste attività, pur essendo principali, qualche volta passano in secondo piano per questioni di forza maggiore, diciamo, dettate dalle necessità dell'assessorato all'agricoltura della regione. E comunque cerchiamo di svolgere questa attività e di non perdere quelli che sono i nostri obiettivi principali, che è quello di dare sostegno all'attività agricola in generale, in questo caso il settore olivicolo oleario. Parliamo di qualità qualcuno queste cose le ha già sentite, però sentirle di nuovo per ridondanza dà anche un senso del rafforzamento di quelli che sono i concetti che tutti abbiamo. Io vi parlerò un po' di qualità e un po' del concorso, ok? Di come si è svolto e perché si è svolto in questo modo, perché lo facciamo così e cosa vogliamo raggiungere, cosa raggiungiamo. L'olio extravergine d'olivo è il prodotto della semplice spremitura dell'olio d'oliva, quindi è tutto direttamente dal frutto, sono poche gli alimenti che si possono considerare tali, quindi ottenuti direttamente dal frutto e dal quali consumati. L'acqua di oliva, quindi scusate se qualche volta mi detto, si può definire come io sono messo no? Allora, tutto insieme di una serie di caratteristiche che nutrono il consumatore è considerato sicuro, genuino, desiderabile, affidabile, qualcosa che mentalmente fa capire al consumatore che è un qualcosa veramente di buono, di cui deve quale approfittare. Significa anche che il prodotto contiene delle caratteristiche naturali proprio del frutto di origine, nel caso dell'olio d'oliva soprattutto. Il processo di trasformazione fanno sì che tutte quelle che sono le caratteristiche intrinseche del frutto vengano mantenute tal quali più a lungo possibile, rispettando tutti quelli che sono appunto i parametri qualitativi originali. Rischiamo di buttare giù tutto il guardo. Attenta al mouse. La produzione di un olio buon olio, in genere sono tutti buoni oli, quelli che sono arrivati al concorso, quasi tutti sono oli buoni, quasi, e ce lo dobbiamo mettere perché qualcosa non è proprio perfetto, nel senso che sono tutti oli buoni, ma qualche volta hanno dei difetti veramente alti, ed è il caso, poi magari lo approfondiremo con quello, si devono evitare alcune operazioni. Qui la qualità è importante, la qualità cresce in campo e va a diminuire man mano che l'uomo ci mette le mani. Va bene? La qualità la determinano le varietà ambientali, quindi il clima, il tipo di terreno, l'esposizione, l'irrigazione, la potatura, la difesa, la varietà, perché alcune varietà sono adatte ad alcuni territori, altre no. Qui abbiamo delle varietà che si sono adattate, altre che si stanno adattando, altre che proprio direi non è il caso di insistere. E quindi la qualità prima di tutto si crea in campo e poi man mano va a essere estratta da quello che è il lavoro di questo frutto, che è un frutto, diciamo, tanta attenzione, che prima di tutto è il metodo di raccolta. E lì ci mettiamo i sistemi, che può essere la buttatura a mano, la pacchiatura, la raccolta meccanica, o con gli agevolatori di raccolta che si stanno diffondendo sempre di più, per fortuna. E quindi tutti questi sistemi, in un certo senso, più o meno, influiscono poi alla fine sulla qualità del prodotto, perché in sostanza quasi tutti pestano le olive,
quando le olive vengono pestate, a seconda di com'è la loro struttura, più o meno si ammaccano. Nell'ammaccatura avviene un inizio di fermentazione che comincia a determinare una decadenza di quello che sarà poi il prodotto finale. Okay? Poi si raccoglie sulle reti, qualcuno fa ancora la brucatura da terra, meglio sarebbe lasciarla stare. Quindi anche il metodo di raccolta comincia ad incidere già sulla qualità finale del frutto. Lo stoccaggio deve essere quanto più possibile breve, dalla raccolta alla molitura, quanto più possibile. Poi ognuno si organizza in maniera che raggiunga questo obiettivo, meglio se in cassette piuttosto che non in sacchi, perché si è visto di tutto, anche i sacchi vecchi di cucina, anche i sacchi usati per i maialetti, per capirci. Arriva di tutto in frantoio. Io ho delle foto che non ho mai il tempo poi di farle vedere, però chi va in frantoio, voi andate tutti in frantoio, avrete visto sicuramente delle situazioni che sono diciamo poco consone a quelle che dovrebbe essere una procedura intelligente, ritengo che la debba essere, che poi stiamo parlando dell'ottenimento del prodotto alimentare, no? Che deve essere quanto più gradevole, poniamo il concetto di qualità, no? Che mantiene intrinseche dentro di sé le caratteristiche fondamentali del prodotto, profumi, frutto sano, eccetera, eccetera. E quindi meno andiamo a danneggiare questi aspetti migliori. L'altro aspetto è l'estrazione. Qui noi Astra abbiamo in tutta la Sardegna, non ci sono più impianti a pressione, quindi che estraggono l'olio per effetto delle presse. C'è qualcuno che ha le granule in testa, che usa le ruote, per capirci, le ruote in granito. È la cosa più deleteria che ci possa essere per un olio se si vuole fare di qualità. Ok? L'ideale sono questi sistemi di frangitura veloce, non molto spinta, che praticamente non innalzano la temperatura. Innanzitutto, quindi sto parlando di frangiture a dischi, a martelli, a coltelli e via dicendo, che hanno raggiunto una buona tecnologia. E chi non usa queste tecnologie, queste macchine in frantoio, non sta facendo, non presuppone l'ottenimento già in partenza di un olio di buona qualità, perché nelle granule in granito anche lo stesso granito assorbe. Se voi vedete le granule, quando finisce poi sono tutte impregnate di olio che sa di rancido, no? Perché passa da una partita all'altra, e così erano i fiscoli che si usavano un tempo, no? I fiscoli che erano fatti poi di fibre vegetali si impregnavano di tutto quello che veniva pressato lì, quindi di puzze varie, di quello che, e soprattutto si ossidava, perché il tempo, l'ossigeno faceva sì che si rancidissero quelle molecole di olio che rimanevano, che ringrazio, c'è la gola secca, non perché sono emozionato, non lo so, perché comincia ad avere caldo. E quindi in Sardegna non ci sono più impianti a pressione, mentre ce ne sono molti nel sud Italia, perché ancora da qualche parte si crede che questo sia. In Toscana, i toscani sono tosti, ce ne sono intelligenti. Sono intelligenti che dicono: vabbè, te lo faccio cattivo così almeno me lo compri. È talmente intelligente che gli dà quello che vuole, no? Lo stanno pensando, noi ragioniamo un po' diversamente, forse sbagliamo, non siamo commercianti, no? Ma il ragionamento è che il prodotto di qualità è di qualità quando ha dentro di sé, e non solo l'aspetto esteriore, un qualcosa veramente di buono, ok? Scusate, potete fare anche domande e riflessioni, so che Vittorio ne fa troppo. Quindi, altro aspetto importante è che nell'estrazione il processo sia, come dice la legge, segnatamente termico, e cioè l'alzare della temperatura nel processo, soprattutto in grapola, favorisce la coalescenza delle molecole di olio che, unendosi l'un'altra, poi alla fine determinano la massa finale, e quindi più si innalza la temperatura, più olio si estrae, tra virgolette, però sono frazioni di olio che è meglio che se ne vadano via che vadano ai salsifici, per capirci. E poi avrete sentito parlare di quella che è estrazione a freddo, ok? Allora, l'estrazione a freddo appunto è un'estrazione monitorata dove tutto il processo l'olio non subisce
praticamente un passaggio in temperature superiori a 27 gradi. Questo significa che poi alla fine Servilli ci ha fatto capire che non è il massimo, anzi addirittura aumentando la temperatura ma utilizzando diverse gramole si hanno oli di qualità migliore. Così ci ha detto, e noi ci crediamo perché il ricercatore è lui e noi pendiamo per quelle che sono delle loro affermazioni. E comunque se con i nostri sistemi si estrae a temperature inferiori a 27 gradi si estrae un po' di olio in meno, ma la qualità è sicuramente superiore. Altro aspetto interessante poi sono la conservazione. La conservazione dell'olio deve avvenire per forza. Prego, date una sedia all'ospite perché c'ha necessità di stare accomodato. Una sedia a piedi. Prego, visto che c'è un bastone. E quindi anche nella conservazione lo vedremo meglio, ci sono alcuni aspetti che sono da tenere come basilari. Bene? Quindi, come si ottiene un olio di alta qualità? La scelta varietale deve essere oculata. Oggi molta gente molte persone, hobbisti, appassionati, pensionati, stanno investendo un po' in impianti dei piccoli, sono impianti di ripiego che non necessitano di grosso impegno, tra virgolette, che chi lo fa bene sa benissimo, tanto bene, che l'impegno deve esserci per forza, perché non basta andare a raccogliere solo quando c'è la nata di carica, bisognerebbe coltivarle e starci attenti tutto l'anno, quando ci sono periodi critici, soprattutto come quest'anno, tipo siccità, quindi sopperire con irrigazioni, concimazioni, potature costanti e via dicendo, sfalcio delle erbe e via. Quindi la scelta varietale è importante. Noi in Sardegna abbiamo, lì ci sono quegli opuscoletti, quindi cercate di accaparrarvi quanto prima potete perché sono finiti. C'è un elenco di tutte quelle che sono le varietà principali coltivate in Sardegna che si sono è un opuscoletto che abbiamo realizzato con un contributo pubblico, comunitario e regionale. È opportuno che se ne sia ampia diffusione e distribuzione. Quindi le varietà abbiamo circa 6-7 gruppi di varietà che spesso sono le stesse ma vengono chiamate in diversa maniera e comunque col tempo praticamente si sono adattate al territorio di coltivazione e che deve essere sempre il primo riferimento per chi va di piantare olivi. Attenti a non andare a cercare queste varietà belle, decantate dai toscani famosi, no? Che qui è successo, hanno piantato del Cino, Reiolo, non è pensabile che tutte queste vanno bene, qualcuna può anche andare bene, ma non sono tutte facilmente adattabili, mentre sappiamo che se mettiamo la nostra nera o l'estrema nostrana siamo sicuri che scherzi non ce ne fanno. Poi attenti, lo stadio ottimale di maturazione, anche qui sorgono tutta una serie di interrogativi, come deve essere, come non deve essere, eccetera. Io racconto quando sono perfettamente mature perché c'hanno più olio, è vero, però non è mai una cosa assoluta, ok? Non è mai, perché ad olive verdi corrisponde una certa percentuale di olio e un tipo, una qualità specifica di olio. Ad olive ben semi-invagliate corrisponde un'altra caratteristica del prodotto e ad olive stramature ne corrisponde un'altra. Ovviamente la via di mezzo va sempre mediata con quelle che sono sicuramente le organizzazioni aziendali, ma cercate di non arrivare all'ultimo stadio, cioè quello delle olive stramature. E qui entra anche in gioco un'altra cosa, un'altra fisiologia tipica dell'albero d'olivo. Prima raccogliete più produce, perché l'alternanza dell'olivo, quella che deve andare stannusica, un annuone ed un anno, è legata molto, certo, perfettamente giusto, perché è una questione di migrazioni ormonali e di organizzazione dell'albero che è legata appunto a questi stadi fisiologici che sono dettati anche dal modo in cui noi ci comportiamo nei confronti della stessa cultura. Okay? E vale anche questo per inciso anche per la potatura, non si tagliano i veramente quando si raccoglie.
nei rami grossi e nei rami piccoli, si deve aspettare almeno una trentina di giorni, perché c'è una rimigrazione ormonale che fa sì che la pianta si riorganizzi per la produzione dell'anno successivo. Questo sta andando anche fuori tema, scusate. Perché comunque molti usano quel sistema. Una prima scositura quando vai in alternanza, tengono il frutto. vai in alternanza. Dopo 1 o 2 mesi abbiamo una saluta tranquilla. Allora, poi la qualità è legata, prego, sì. Ma non esiste un sistema, faccio un esempio per paragone, il grado zuccherino per la frutta, per esempio. Non esiste un sistema analogo nell'olio per stabilire, perlomeno a livello di orientamento. Ci regoliamo, non c'è un vero sistema vero e proprio. Allora, stavamo facendo un lavoro che abbiamo un po' mezzo abbandonato noi come agenzia lavoro, che era legato al contenuto di zuccheri e di polifenoli, che come si abbassa praticamente la percentuale di zucchero aumenta l'inolizione. Come si stabilizza lo zucchero, l'inolizione si ferma anch'essa, quindi c'era questo diretto rapporto, però utilizzavamo e probabilmente riprendiamo a utilizzare questo macchinario, dovremmo monitorare, però il monitoraggio si fa zona per zona, perché bisogna capire come si comporta la stessa varietà a 700 metri, perché così è anche a 50 metri di altitudine, è molto complessa la cosa, sì che c'è, però a rifare, a dire questo è il momento migliore, perfetto, ce ne passo un po', non me la sento io. C'è uno strumentino adatto? No, non c'è uno strumento. Tipo il ripertorio? Sì, è una macchina, però ha necessità di fare dei test, sulla base dei test si crea un modello matematico che determinerà per gli anni successivi un riferimento, ma per ora lo so, sarebbe bello, lo so. Perché comunque è difficile anche con la stessa qualità di pianta, nella stessa proprietà con lì siamo abbastanza simili, però non è semplice, non è come il refrattometro dello zucchero dell'uva, assolutamente. E poi non è solo lo zucchero che determina, perché dà un'indicazione. Da noi la qualità dell'olio è legata anche alla qualità sanitaria delle olive, molto importante questo aspetto. Poi il metodo di raccolta che dicevo prima, è ovvio che la raccolta con macchine scuotitrici fa una raccolta del frutto più soft delle abbacchiatrici, anche degli agevolatori, no? Tra gli agevolatori ci sono le macchine scuotitrici che vibrano nel ramo, fanno scendere le olive, e gli altri che le percuotono. Anche lì ci sono delle piccole differenze nell'ottenimento finale del frutto, del prodotto, perché uno le batte, l'altro le fa cadere, si possono pestare uguali, ma l'abbacchiatore è meno. Allo scopritore a mano però stai parlando? Sì, a mano. Quelli idraulici sono tutti uguali, per cui nel mucco nell'altro si fanno cadere le olive. No, io sto parlando del frutto non viene traumatizzato per la cosa. Non cade. In alcuni casi, alcune varietà sono più dure di altre. Noi abbiamo la nostra che purtroppo ha una maturazione scalare, quindi nella pianta troviamo metà della produzione che matura fisiologicamente e l'altra che è verde. E quello è il problema. Cosa che non c'è ad esempio per la bosana. La bosana è molto più regolare, la maturazione e stacca molto più facilmente. Non è meglio allora se metà matura e metà meno Sì, però stiamo parlando di macchine. Come olive, la foto a sinistra, quella è una situazione ideale, anche se volete un tantino più colorate, se volete un tantino, ma è che non vengono giù in alcune varietà le olive, sono proprio attaccate a piccioli. non è come una cosa che si è un po' il rastrellino Ok, il rastrellino deve fare giù, scusate. Però dico è migliore come qualità di olio. La qualità dell'olio migliore è che sia semi-invaiata, va bene? Quella è la qualità media. Poi il trasporto, vengono in cassette,
e poi vanno conservati al fresco. Se avete una pergoletta, diciamo una tettoia, è meglio piuttosto che metterle dentro, perché negli ambienti chiusi c'è una temperatura che condiziona poi il frutto incassettato. Anche nelle cassette, no? Che sembra che non agiscano, diciamo, non influiscano nulla sul prodotto finale. In alcuni casi io ho provato a mettere la mano in mezzo ed è caldo, perché c'è fermentazione, specialmente le olive che sono state abbacchiate anche con gli agevolatori. E questo determina degli inizi di fermentazione. Gli inizi di fermentazione poi vanno a creare tutta una serie di difetti che sono il riscaldo, l'affinato, il fermentato, la muffa poi, perché nella fermentazione questo caldo, questa umidità, spesso le olive sono bagnate, anche delle muffe aggrediscono tutto quello che su cui si poggia, per cui il risultato finale è alterato sempre. E anche vedi, sono un'organizzazione del frantoio. È meglio questo che sa che è un piatto in un altro, no? Oppure uno arriva il frantoio, cosa fa? Deve mettere dentro il bis, se ne fa la copia, non le fa lasciare le cassette lì. È meglio questo, no? I sacchi e le cassette hanno un prezzo e ti consente di organizzarti bene in azienda. I sacchi prezzo non ne hanno, ti che la frantoio ti danno, no? I bins sono meglio delle sacche, per capirci. E anche l'olivaio in frantoio dovrebbe essere il più possibile fresco, arieggiato, per capirci. Poi i tempi fra la raccolta e la restaurazione. Influisce, come dicevo, anche abbastanza la qualità dell'estrazione delle olive. Abbiamo dei procedimenti di purificazione della valle che sono auspicabili, ma non sempre necessari. Che ci si pulisce le olive a casa, non so se hai appunto fanno fare della purificazione, no, ci sono dei lavaggi fatti bene, altri fatti meno bene, e via dicendo. Poi il processo però deve essere segnatamente termico, vai a arrivare ad alte temperature, se vogliamo rese alte, lasciamo fare il frantoiano, vi dà il massimo, quello che c'è ve lo tira fuori, però ti tira fuori anche quello che non dovrebbe venire fuori, qualcosina. È come la distillazione, vi faccio l'esempio più comodo, la distillazione dell'acqua vite. Quando si arriva a determinate temperature si deve chiudere il rubinetto, perché cosa succede? Succede che vengono estratti gli alcoli superiori, che sono dei veleni che all'organismo fanno malissimo. No, l'alcol metilico è un comodo, però ci sono altri alcoli che si continuano a distillare e ne vengono fuori sempre, ma sono un elemento così. Quindi è importante, influisce sulla qualità, il tipo di fraggitura. Vi ho parlato di gisti, di martelli, di coltelli, di morazze. Ognuna di queste ha una sua caratteristica. Io mi escluderei le morazze per i motivi che vi dicevo prima, proprio perché non sono pulite, non sono diciamo igienicamente si portano dietro tutto che è il residuo della lavorazione delle partite precedenti e si impregnano di olio e si raggidiscono proprio. Perché la gente prima era convinta perché la morazza non si surriscaldava non si surriscalda, questa morazza lì che sta mentre sta macinando la molitura, sta ossigenando e buttando ossigeno. L'ossigeno è il nemico principale, nel momento in cui viene fatta l'oliva, il nemico principale del prodotto finale olio è l'ossigeno. E l'ossigenazione è spinta, diciamo che c'è un'ossigenazione spinta nella frangitura, okay? Più l'altro aspetto igienico. E poi non solo c'è una ossigenazione spinta rispetto a un sistema di linea continua, perché prende aria e tutto l'ambiente del frantoio, c'è tutto, gente che fuma, sacchi sporchi, c'erano i massi di Sansa, ve li ricordate, no? Allora loro assorbe il tutto. Io ve lo dico da assaggiatore, io assaggia pure, sapore di formaggio, sapore di prosciutto, sapore di gasolio, perché erano questi
po' del vino, quindi l'importante è il sistema di frangitura, anche la gramolatura. La gramolatura è una fase altrettanto delicata. Chi ha assistito al convegno del professor Serfini in occasione di Paleolio ci ha fatto capire che la tecnologia si sta muovendo per far adottare il più possibile queste gramole chiuse, magari ispezionabili con dei vetri, con delle luci, eccetera, per evitare l'ossidazione, perché ci ha fatto capire che si crea, come nella fermentazione delle vinacce dell'uva, uno strato di anidride carbonica che preserva, l'anidride carbonica è un gas pesante, che preserva quindi la pasta in fase di gramolazione da quelle che sono le inclusioni di ossigeno che andrebbero poi a degradare il prodotto finale. E quindi la gramolazione, come vedete, anche questo è un aspetto importante. Poi la gramolazione, a seconda di come sono le vite, a seconda della varietà, dello stato, diciamo, di maturazione, è più o meno lunga. Stiamo parlando di tempi che vanno da 15 minuti anche a 40 minuti per avere una coerescenza, per avere le. Quindi si è parlato di utilizzare dei prodotti, diciamo, agevolatori naturali estratti sempre dalle essenze, però l'Unione Europea ha detto no, perché altrimenti non potrebbe chiamarsi vergine, in quanto sono state aggiunte delle cose che seppur naturali non rispetterebbero, diciamo, quel concetto di verginità, cioè quel concetto di nessun utilizzo di sistemi oltre a quello della pressione naturale. Okay? Poi la separazione, che prima avveniva per pressione e per centrifugazione, quindi con le presse, con i fiscoli, adesso avviene quasi tutta per centrifugazione. In genere si ha una doppia centrifugazione, una passa qui il decanter, che è quello del cilindro orizzontale grosso, no? Dove c'è un tamburo con una coppia che girano a velocità differente e determinano appunto con questa velocità di rotazione una stratificazione delle essenze dell'acqua e dell'olio. E poi l'ultima separazione, quella acqua-olio, che avviene nel separatore finale. Ci sono dei nuovi separatori che escluderebbero l'ultimo separatore. Però c'è ancora tempo, nel senso che questi separatori, seppur funzionanti bene, escludendo quindi l'ultimo passaggio, sono un tantino lenti e oggi non si pensa ad allungare i tempi, piuttosto a ridurli. Quindi chissà come sarà l'evoluzione di questi prototipi che sono in fase di studio. Una domanda, visto che non c'è nessun frantoiano, Mauro almeno. No, c'è solo qualche signore che preferisce. Tutti i frantoi lavorano, diciamo così, a ciclo così. Ma ogni quanto andrebbe lavato questo frantoio? Frantoio dove ci sono proprio le essenze. Va lavato ogni volta che si finisce la lavorazione. Se lavora 24 ore di continuo, teoricamente non andrebbe lavato quasi mai, oppure giusto pulito il lavoratore finale. Soprattutto dove girano le affari, dove ci sono le vasche girano. Le vasche si puliscono benissimo, sono allacciate, No, ma sopra a volte si vede che c'è uno strato un po' nero sono considerazioni che fai da solo. No, perché siccome lui i frantoi in genere, diciamo, quelli che sono ben organizzati, come si chiamano gli ingegneri che progettano le case, che è una casa ben disegnata e come si vede, non si incrocia un passaggio all'altro, praticamente c'è una linea continua. Lì è molto più semplice fare le pulizie, stare attenti a quelle che sono tutta l'organizzazione logistica, diciamo, dei passaggi, che ti consente di avere un frantoio pulito più o meno, delle situazioni che altre la buona parte accettabili, però qualche eccezione la vedi. Anche perché tenendo conto che a volte ultimamente non è più visto, ma prima qualcuno si vedono queste partite di oliva che poi sicuramente andavano a influenzare chi veniva dopo. Sì, no, ma in un ambiente dove c'era
tutto il ciclo aperto. Pensate che dove c'erano le mulazze, no? La pasta poi andava alla macchina dosatrice che dosava i fiscoli venivano impilati a mano uno dopo l'altro, tutta una serie di ore che si perdeva, e poi quando si metteva il carrello sul binario si faceva la pressione, percolava l'olio e camminava su delle canalette sul bordo muro, no? Che arrivava al separatore, c'era un sascolo, c'era un quindi oggi tutto questo è superato. Ovvio che per questo c'è anche l'HCCP nei frantumi, perché ci sono appunto i medici e andrebbero gestiti, ma questo loro lo sanno. Poi tu puoi essere capitato lì che ci difendono nel momento in cui stavano per andare con i puletti. Non è non c'era più, scusa, sono 37 slide. Dimmi. La cavolatura. Diceva chi senza diario è decisamente rettile. Nel senso che provoca l'ossigenazione Ossidazione. E usare un gas inerte per agevolare o evitare, per non minimizzare. Vietato. Non si potrebbe chiamare più vergine. Non si può. Si può inserire un circuito non si può. Si aspettano deroghe a questa, non è vietato. Quindi non è più un perché non ha risolto. No, assolutamente. Mentre si può usare l'azoto nella conservazione dell'olio, quindi ci sono grossi fusti di olifici che tengono al loro prodotto, hanno i loro serbatoi con la doppia valvola nel quale soffrano l'azoto da una parte e l'ossigeno viene fuori dall'altro, e quindi la massa dell'olio è a contatto con il gas inerte, per cui c'è un'ossidazione quasi zero. Quindi l'ossigeno agisce, quindi causa la formazione di sostanze gradevoli. Quella più sgradevole che tutti conosciamo è il transito, no? È una conseguenza dell'ossidazione ed è un processo inevitabile purtroppo, che è legato al tempo di contatto fra l'ossigeno e la massa dell'olio. Altro aspetto che, se vogliamo, vediamo tutti e due, sono la temperatura e la luce, che agiscono praticamente da elementi che rendono questo processo esponenzialmente più alto. Quindi se non c'è la possibilità di controllare la temperatura, dovrebbe essere un'idea tra i 12 e i 18 gradi, o la luce che non ne dovrebbe ricevere l'olio, allora questo processo di ossidazione proprio diventa molto più veloce. E quindi c'è una perdita di aromi, di colori e la formazione del cosiddetto rancido, come sapore. Quindi la soluzione, che alla fine sono quelle più logiche, quindi tenere i recipienti sempre pieni, e quando si scolma si dovrebbe scolmare come si fa per il vino, 100 litri, bene, uno da 50, 3 da 5 e gli altri in bottiglie da litro, e te ne consumi tutti insieme. La stessa cosa si deve fare con l'olio, perché la permanenza, poi lasciare degli spazi vuoti significa aumentare il quantitativo di ossigeno. Con galleggiante. No, sì. Chi gara dà sempre ossigeno. Ma per la luce, cioè la farina acciaio inossidabile lo difende abbastanza bene. Sì, va bene. Non lascia passare la luce. No, è che il problema dell'acciaio inossidabile è lo sbalzo termico, quindi dovrebbe essere in locale, diciamo, quanto meno influenzabile possibile la sbalzo termico. Una soluzione potrebbe essere anche quella delle bottiglie di metterle in scatole di cartone, che più non ricevono luce. Il vetro è il migliore innanzitutto, ok? È meno soggetto a sbalzi termici, è altrettanto igienicamente si può pulire senza problemi. Allora, questa ve la risparmio, andiamo più veloci. La composizione degli oli d'oliva. L'olio d'oliva è un acido, sono delle praticamente
la percentuale va dal 98 al 99,5%, sono grassi. L'olio è composto è un grasso, degli acidi grassi, delle molecole di acido grasso. Le molecole di acido grasso non si legge niente qui, purtroppo la tecnologia oggi non ci sta facendo non ci sta dando una grossa mano, ma sono una serie di acidi grassi, ve li elenco io, sono palmitico, stearico, arachico, margarico, linocerico. Questi sono grassi saturi, quelli che vedete con la scritta in rosso. Poi ci sono gli acidi monoinsaturi e poliinsaturi. Fra gli acidi monoinsaturi c'è l'acido oleico, l'acido palmitoleico, l'acido eicosenico, e ve li sto dicendo solo per dirvi che poi ci sono degli acidi poliinsaturi che sono importantissimi, e sono quelli chiamati gli omega 3 e gli omega 6, che sono degli acidi grassi essenziali. Sono delle sostanze che noi abbiamo bisogno di consumare nella nostra alimentazione, che prendiamo anche dalle verdure, che l'olio ne contiene in discrete quantità. E poi l'aspetto importante è il contenuto di acido oleico. Vedete qua, questa parte qua, 76 e 20, che è una media degli oli italiani, ma noi abbiamo la nostra varietà, la tonda, la nero-piastrina, che arriva a percentuali superiori all'80%, siamo una media dell'82%. Diciamo è una manna questa qui, per capirci. Okay? Abbiamo una varietà che sotto questo aspetto è eccezionale, quindi non andiamo a cercare per forza altre varietà, le qualità ce le abbiamo in casa, per capirci meglio. Ecco. Poi una parte, questa parte viene chiamata anche saponificabile, perché sono degli acidi grassi che possono essere, diciamo, con delle basi trasformati in sapone, così come facevano i vecchi con la soda caustica, che è la base, oppure anche con la cenere, come si chiama? La no, che anche quella è una base, che è una mi sto dimenticato il nome. Non mi ricordo. Ok, e quindi tutta quella parte lì si può trasformare in sapone, che viene chiamata parte saponificante. L'altra parte, diciamo, che è la parte aromatica, o frazione insaponificabile, contiene tutta una serie di sostanze che sono responsabili dei profumi e diciamo sono degli antiossidanti, no? Che servono all'olio per conservarsi, ma è proprio quello che dà a noi benessere nel consumare un olio sano, perché contiene polifenoli, in genere antiossidanti, che sono utili per l'organismo. Questa è una slide che ho copiato tal quale, che riprende un po' quelli che sono i contenuti ottimali che dovrebbe esserci in un olio, che già lo esalta per quelli che sono il tenore di acido oleico, che dovrebbe essere maggiore del 73%. Io ho parlato di 82, stiamo parlando di 76 come il media degli oli italiani. Servili ci ha fatto capire che non è così per tutti gli oli del mondo. Ricordate, qui ce l'ha fatto capire che quello che noi dovevamo puntare, almeno per chi vuole sostenere le produzioni italiane, le piccole produzioni, quelle di nicchia, bisogna puntare proprio su queste cose per avere, diciamo, uno sbocco merceologico del prodotto. Non sono tutti così come non sono tutti uguali i polifenoli presenti in tutti gli oli del mondo, e a seconda delle varietà, delle zone di coltivazione, queste frazioni cambiano le percentuali e i quantitativi dell'uno o dell'altra sostanza non saponificabile presente nella massa di olio. E poi tutta una serie di cose che sono i rapporti presenti fra gli acidi grassi presenti, tipo poliinsaturi e saturi, che dovrebbero essere orientativamente di 1 a 1, e queste sono va bene. Caratteristiche fondamentali che differenziano l'olio di oliva vergine dalle relazioni che è ottenuto direttamente dal flusso. Per con solo mezzi meccanici e può essere consumato tal quale. Questo è il grosso vantaggio. Praticamente stiamo il flusso. L'alta percentuale di acido oleico, l'ho detto prima. Poi vi invito a essere curiosi, andare su internet, cercare tutta una serie di riferimenti in merito a queste cose. Così vi dà. Ci dovrebbe essere
Mario, no, l'hai già messo su YouTube? Mario? No. Ok. Comunque, gli altri oli non hanno questi antiossidanti che contiene l'olio d'oliva, perché è l'unico ottenuto direttamente dal frutto. Gli antiossidanti, polifenoli, quindi gli alberi, i profumi, si formano proprio nel momento in cui inizia la frangitura e granulazione. Gli altri oli non ne hanno, quindi quelli sono solo dei grassi, sono dei condimenti, perché qui stiamo parlando di sostanze che sono dei condimenti che migliorano la qualità dei nostri cibi, non solo, ma apportano al nostro organismo anche dei benefici. Spero che sia questa subito. Nel mio PC adesso stiamo utilizzando un altro PC, la pennina e c'è ancora quell'errore di fondo, diciamo se non è caratteristica. No, niente, non facciamo niente. Quindi gli aspetti salutistici degli oli d'oliva sono praticamente un po' riassunti quelle che sono diciamo, le indicazioni di questa slide. Quindi con la riduzione dell'assorbimento del colesterolo cattivo, quindi a favore di quello buono, ad azione favorevole l'escrezione, proprio liberarsi di questo dell'LDL. Il miglioramento dell'attività della cistifera e della tolleranza gastrica. Poi ha tante proprietà antinfiammatorie, riduzione del rischio trombotico e prevenzione dell'aterosclerosi e delle malattie cardiovascolari, prevenzione dei tumori, stimolazione dell'appetibilità dei cibi, questo è biologico, previene dell'invecchiamento del clima. Ci sono due sostanze, ve ne dico due, tipo l'amaro e il piccante, che ci dovrebbero essere in tutti gli oli, no? L'amaro e il piccante sono generati da due sostanze. L'amaro è generato da l'oleuropeina, che è una sostanza che limita, diciamo, previene un po' quella che è l'aterosclerosi e anche la malattia d'Alzheimer. L'oleuropeina li stanno utilizzando nella ricerca, mentre invece il piccante è determinato da una sostanza che si chiama leucantale, un derivato dell'oleuropeina, e che almeno dalle prove in vitro, stiamo parlando degli inizi del 2015, agisce contro le cellule tumorali, alcuni tipi di cellule tumorali, in maniera molto più veloce di quelli che sono gli altri prodotti che stanno testando nelle procedure antiche. E quindi tutta una serie di sostanze, c'è un'infinità, che sono anche oggetto di una ricerca approfondita per un possibile utilizzo diciamo, nella farmacologia. Adesso ne abbiamo un po' parlato, mi interessa sapere come si forma l'acidità, no? Tutti parlano di acidità. Che cos'è l'acidità? L'acidità è lo stravolgimento di una molecola. Gli acidi grassi, le molecole di acidi grassi presenti nell'olio sono legati a un trigliceride e lo rende questo trigliceride, tutte queste molecole altamente digeribili, salutistiche, eccetera. Abbiamo detto tutto che è un problema. L'oliva che cade a terra, soprattutto, che rimane per terra, viene per effetto dell'acqua presente nel terreno, dell'alta umidità e di un enzima che si chiama lipasi. Questi fenomeni fanno sì, acqua più lipasi, fanno sì che si stacchi una molecola dal trigliceride e viaggi per conto suo. Okay? Questo viaggiare per conto suo, quando questo numero di molecole di acidi grassi supera supera il 4-5% per 100 grammi, determina un'aggressione ai danni del flora gastrointestinale, per cui è dannosa per la salute.
ma sono soprattutto le olive che cadono a terra, che innalzano il livello di acidità, per capirci. Quindi le olive da terra evitate di reprendere, questo vi voglio dire. Sì, questo è un lavoro scientifico che mette a confronto quella che è l'innalzamento dell'acidità nello stesso giorno e dopo un giorno fra l'oliva collocata, cioè raccolta a mano, e quella raccolta da terra. Ci siamo? Questo no. Poi di questo ce n'è tantissimo, io me ne ho messo giusto uno per riferirmi. Il panel test. Allora adesso parliamo un po' del concorso, della saggia dell'olio e via dicendo. Cos'è il panel? Il panel è una parola inglese, significa gruppo che si riunisce per emettere un verdetto. Questa è una parola che significa questo. Per quanto riguarda l'analisi sensoriale, il gruppo sono assaggiatori diciamo professionali, formati e allenati soprattutto, che effettuano questa valutazione sensoriale tramite l'utilizzo di 3 sensi dei 5 che l'uomo ha a disposizione, che è l'olfatto, il gusto e l'aromo. L'olio a orecchio non viaggia, no? E nemmeno a colore, okay? Perché i colori dell'olio sono determinati dalle sostanze che ci sono presenti, che sono più legate anche allo stadio di maturazione. Un'oliva molto matura spesso prevalgono i caroteni e determinano un colore giallo dell'olio, e quando invece è la clorofilla, una percentuale più alta, l'olio è un verdone, ma non significa che un olio giallo è più o meno buono, no. Il colore non è sinonimo di qualità. E abbiamo degli oli verdi che sono, come dice l'amico Francesco, una ciofera, ci sono degli oli gialli che sono abbastanza ok? Quindi noi praticamente utilizzando quelli che sono i nostri sensi andiamo a degustare l'olio e a valutarlo, a dargli una valutazione su quelli che sono gli aspetti che lo caratterizzano. Noi sentiamo come sapore tra i 4 sapori, amaro, acido, salato, dolce, solo l'amaro. E poi abbiamo delle sensazioni tattili che sono legate al piccante. Il piccante non è un sapore, è una versione che viene a danno soprattutto delle epiglottide, della gola, è un'aggressione di sostanze che diciamo infiammano queste parti diciamo, della gola. E poi si sente anche l'astringente, quindi il tannico, che spesso è legato ad olive che hanno subito siccità o ad olive estremamente caldi, e la densità che è sentita. Quindi l'olio è gradevole, quanto più è fluido più è gradevole, quando invece è denso rimane quasi stopposo, lascia delle brutte sensazioni in bocca. E quindi questo va a determinare quella che è la valutazione generale dell'armonia del floro. La sensibilità olfattiva è quella che poi viene valutata per effetto della sensazione nasale prima, quando si sente un olio a naso, e il retro nasale dopo, perché si fa quell'operazione che viene chiamata strippaggio, che praticamente è riempirsi la bocca dell'olio e poi inspirare per rimandare con il naso per sentire ulteriori sensazioni che sono già state in un certo senso come dire, memorizzate nell'aspetto della sensazione nasale e confermate o meno poi nell'aspetto della valutazione retronasale. Sono tutte operazioni che noi lo si fa con una certa diciamo, conoscenza, è legato all'esperienza, ciascuno di noi, ogni tanto ciascuno di noi poi ha dei picchi che va fuori standard, fuori gruppo, ma è normale, è per questo che il gruppo per essere tale deve essere composto da almeno 8 assaggiatori fino a un massimo di 12. Queste sono norme che sono state stabilite dal COI, Comitato Oleo Internazionale, sono scientificamente messe a punto da dei ricercatori europei, soprattutto come ricercatore italiano c'è stato il professor Solinas, che è stato anche il mio formatore, e di molti assaggiatori della Sardegna, che è venuto a mancare una decina di anni fa. Poi ci sono altri ricercatori spagnoli soprattutto che hanno messo a punto questo sistema di valutazione.
Quindi noi andiamo, come assaggio di uno, a valutare la qualità sensoriale, perché non possiamo determinare l'acidità non si può determinare mentre nel vino si sente l'acidità, no? Nell'olio l'acidità non è percepibile, perché la molecola degli acidi che compongono l'olio hanno la più corta, se non sbaglio, 14 atomi di carbone, quindi non è elaborabile dalle papille gustative, per cui non è di solito ha un cattivo sapore, però non per forza vuol dire che è acido. E quindi l'acidità e altri aspetti, il rancido si capisce che è rancido, ma non so qual è il livello del rancido, ok? Perché per fare questo servono delle analisi chimiche. Quindi andiamo a vedere un po' il colore, che può essere gradevole a vedere, però ve l'ho detto prima, non è un elemento di valutazione o di esclusione o di approvazione. L'odore sì, che è legato alla presenza di composti volatili, no? Che solitamente nell'odore cosa cerca il degustatore? Cerca il fruttato. Che cos'è il fruttato? Il fruttato è la sensazione di oliva fresca, sana, che può essere verde, semi-invagliata o matura, però deve essere la sensazione di oliva. E quando noi andiamo a lavorare un olio, se non c'è la sensazione di oliva, c'è qualcosa che non va. Capiamo, c'è qualcosa che non va. Già quello è un motivo di esclusione o di dubbio. Poi si assaggia, ovvio. E quasi sempre si hanno confermate quelle che sono le impressioni iniziali. Il sapore è legato a quei componenti fenolici di cui parlavamo prima, quella piccola frazione insaporificabile presente nella massa. La fluidità è proprio la parte saporificabile, cioè i grassi, che secondo della loro composizione in percentuale presenti sono più o meno fluidi. Quindi tutte queste possono determinare una piacevolezza del prodotto oppure la bocciatura, come noi stiamo facendo un esame, stiamo discorrendo di quello che è un concorso, ve lo dico dopo. Allora, gli attributi positivi quindi dell'olivo, c'è il fruttato di olivo che deve riportare il gusto di un frutto sano colto al giusto grado di maturazione, che può essere verde, maturo, può essere anche spento, però l'importante è che non ci siano altri odori che diano sensazioni sgradevoli, che siano soprattutto che non siano legate al frutto di origine, che non c'entrino nulla con il prodotto che stiamo assaggiando. Poi altri aspetti importanti sono l'amaro, il piccante, soprattutto questi due rispetto agli altri, no? La presenza di questi due è sinonimo sicuramente di presenza di antiossidanti nella massa che garantiranno all'olio una lunga vita, che danno all'olio profumi anche. Quindi questi qua sono quelli che, diciamo, i paladini, quelli che vanno avanti, tu senti, e ci sono, gli altri sono delle sensazioni secondarie che evocano altre sostanze perché hanno diciamo delle componenti simili, ma l'amaro e il piccante sono componenti dell'olio e ci devono essere. Se non c'è il piccante, se non c'è l'amaro, anche lì qualche dubbio me lo metterei, ok? Almeno uno lo devo sentire abbastanza bello netto. L'amaro sarebbe meglio, il piccante comunque non guasta, ok? Se ci sono tutte e due in equilibrio, che non stiano, è sempre meglio sentirli, è gratificante questo per noi assaggiatori che eravamo abituati, no? Anche lo stesso Servili ha detto che lui ha cominciato a bere olio buono da quando è morto il babbo, perché il babbo piaceva rancido ed era un modo di avere l'olio, no? L'olio io non lo consumo prima di 6 mesi. Abbiamo sentito, le ho sentite io anche queste frasi, no? Non mi piace, mi ha dato l'olio troppo amaro. Aspettavano che andasse via che diventasse rancido per consumare, no? Questa era anche perché prima si aspettava che le olive fossero tutte mature, che fossero disidratati, così si pagava meno la morenda, però si andavano a perdere tutte quelle che erano quelle di cui oggi invece vogliamo. Poi la resa con paragonare.
La resa era importantissima. Quest'anno qualcuno si è lamentato, ma non ha 11, ma non ha 12, te ne sono ne alta, ma regole che non tu, altrimenti perdi anche quel poco che hai. Ok? Il dolce, gli zuccheri che sono presenti nell'olio sono pochissimi, è difficile che si senta il dolce, non si sente il dolce. La sensazione di dolce è legata all'assenza di amaro, diciamolo così. Quindi, però già presuppone che il contenuto di polifenoli sia basso e già predispone quest'olio a un invecchiamento veloce, diciamo non dura molto, questo è. L'astringente invece è una sensazione gradevole, che non è esagerata, caratteristico degli oli da olive non invaiate, ci aggiungo soprattutto se soffrono siccità. C'è un astringente, una lampante in bocca che sembra di mangiare caticludo, per capirci. È grande, perfetto, sì, è lampante. La fluidità invece è la sedazione tattile conseguente alla composizione chimica. L'armonia è il rapporto giusto fra questi. Sì, mi piace, bello, armonico, gusto prolungato, persistente, buono. Poi ci sono altre sensazioni vegetali, chi sente la mela, chi sente la mandorla fresca, chi sente il pomodoro, il carciofo e via dicendo. Mentre invece i difetti, i principali, sono questi, ce n'è tutta un elenco, alcuni però già non ci sono più, tipo non si sente più il metallico. Prima quando gli oli venivano estratti con sistemi pressione, per capirci, l'ossidazione delle macchine, il ferro che si arruggineva dava la sensazione di metallico, e come, no? È come, non so se io stesso ho fatto il muratore in casa e mi mettevo il chiodo in bocca, qualcuno di voi l'ha fatto, delle puntine, quella è la sensazione di metallico. È legata a una sensazione che non si percepisce, legata appunto alle vecchie macchine. Quelle sensazioni che invece sovente si riscontrano sono principalmente queste qua. È la muffa, che è un flavo caratterizzato dall'olio ottenuto da olive ammassate nelle quali si sono sviluppati abbondanti funghi. E quindi si riscalda questa massa perché viene pestata in vario modo, quando la stai raccogliendo, quando la metti su persone, quando la metti su il sacco sotto, insomma, subisce tutta una serie di manipolazioni che praticamente iniziano dei processi fermentativi e dove inizia a degradarsi la polpa con l'epidermide dell'oliva. Queste parti qua vengono attaccate dalle muffe. Il riscaldo è sempre legato all'ammasso, a una fermentazione che è ottenuta dall'olio di olive ammassate che hanno sofferto un avanzato grado di fermentazione lattica. Ci sono degli zuccheri, ma non li sentiamo, sono pochi, e quindi questa fermentazione comunque iniziano loro, viene a carico di questi zuccheri, questa fermentazione, così come l'affinato, che siccome è un qualcosa che gli zuccheri quando vengono attaccati dai batteri si trasformano in alcol, e l'alcol e questi prodotti alcolici poi subiscono un'ulteriore ossidazione, avviene proprio lo stesso procedimento che avviene nell'aceto di vino, quindi una sensazione vinosa di avinato. È sempre legato al modo con cui sono state trattate le olive prima di... In alcuni casi abbiamo trovato anche il rancio di olive, no, mi hanno detto a me, io ho raccolto le olive che erano tutte sane, in cassette, le ho molite dopo dei giorni e tu mi dici che arancia. Sì, come si? Guarda, non te lo so dire. Probabilmente la partita che è passata avanti alla tua già aveva l'arancia. Questa è una delle possibilità. Ma nel partitario anche qualcuno arrancia il rancio, la raccolta di solito si sente nell'olio conservato, ma anche le olive molite che è di fresco, quando sono state attaccate dalla mosca, quindi all'interno di una buona parte dei frutti ci sono queste gallerie dove è venuta un'ossidazione a carico di quelle molecole di olio sparse attorno a questa galleria che ha scavato il verme della mosca, perché il verme della mosca non mangia olio ma si nutre di altri componenti, l'olio lo scarta, quindi tutta la parte diciamo caffa, le pareti ci sono molecole di olio, anche se non sono percepibili, e quello si ossida, quello si irracidisce, determina un irracidimento di quello del prodotto finale. E poi il contatto fra le diverse partite, perché comunque una minima contaminazione esiste, può dare anche a un olio
Quindi bisogna stare attenti, i frantoiani stanno abbastanza attenti, per qualche volta può succedere anche questo. La Murgia è un altro aspetto che è legato alla conservazione dell'olio, dove sono avvenuti dei sedimenti e quando questi sedimenti permangono per molto tempo diciamo a contatto con la massa, siccome nel sedimento avviene un'altra fermentazione, quindi andrebbe fatto il travaso almeno un mese dopo la sampuglia, quando questi sedimenti fermentano, poi l'olio che vi ha a contatto ne acquisisce un po' di quelle caratteristiche. Questi sono un po' i concorsi che sono stati svolti finora in Oliasta. Per Sugire Sol siamo quest'anno alla 7ª edizione. Altre volte l'altro concorso venne chiamato Oliasta, veniva fatto quasi sempre a Nosei, una volta ho avuto l'iniziativa Ierzu, almeno ufficialmente come concorsi per l'Oliasta, poi sono stati fatti anche dei piccoli concorsi paesani. Io ho fatto qualcuno anch'io, ho già andato via anche. Sì. No, per dire, per stimolare un po' la curiosità, facciamo della formazione per gli olivicoltori stessi, poi gli facciamo assaggiare i loro oli e li mettiamo a valutarli, no? È una cosa interessante e determina anche una presa di coscienza maggiore di quelle che possono essere diciamo delle curiosità o meglio delle perplessità che alla fine uno acquisisce come suo. E le dico io in questo momento puoi dire ma come non avere dei dubbi, insomma, ti dico che curiosamente tutti vogliono ripetere nuovamente le stesse esperienze. Sono stati fatti a San Giorgio, a Bassa, io l'ho fatto 2 allo Forai e via dicendo. Sono però concorsi paesani, no? Di quelli che si finisce a fare la luce via. Quest'anno abbiamo assaggiato, questa è la commissione che è composta da colleghi dell'agenzia Laore, una dipendente della Camera del Commercio e una collega dell'agenzia Agris, tutti a titolo gratuito, che prestano la loro attività in favore di queste manifestazioni. Torno indietro un attimo. Vabbè, cerco di leggere lì, non va bene, figuriamoci voi. Noi siamo tutti assaggiatori iscritti a un albo regionale. Nello spirito di questo albo nazionale e regionale c'era quello di fare per tutti gli oli in commercio in Europa una valutazione organolettica successiva alla valutazione chimica, in modo da classificare ulteriormente tutte le partite di olio in commercio. Questo è qualcosa che è voluto il COI, però siccome nel COI ci sono le grosse multinazionali, prima l'hanno voluta e poi l'hanno stoppato. E quindi c'è stata fatta una formazione di tanti tecnici abilitati a tale attività, che però non vengono più utilizzati se non in queste situazioni qua. L'unica utilizzo buono che si fa degli assaggiatori formati sono le commissioni dopo, quindi la denominazione di origine protetta, che per la Sardegna gestisce l'agenzia Agris in collaborazione con che però ha pochi iscritti, per capirci, le DOP in Sardegna sono molto pochi. Oltre a questi componenti del panel mi corre l'obbligo di ringraziare con sottolineatura Agnese Boi, che ci ha dato una mano alla grande non solo nell'organizzare il tutto, ma ci ha aiutato a servire gli oli, a caricare i dati nel computer perché è tutto l'abbraccio. Grazie Agnese. La cosettina non nulla, poi alla fine quando stai marciando te ne sei accorto anche tu, c'è da fare. Ok, grazie comunque. Alla prossima diciamo. Questa è la scheda di valutazione che abbiamo utilizzato, la utilizziamo solitamente per la valutazione degli oli del bono, nella quale prima parte indichiamo quelle che sono le caratteristiche percepite degli oli. Ve li leggo perché non si vedono, vero? Allora, nel primo rigo c'è il fruttato di oliva verde. L'intensità varia da 0 a 5 in una scala di questo tipo, così come per il verde erbaceo, che è un'altra sensazione
spesso presente, il verde carciofo caldo, il verde foglia legno, che sono tutte sensazioni buone, non è che uno sente la sensazione di una foglia d'olivo, ma nell'olivo lo devo sentire questa sensazione, spesso ha lo stesso sapore proprio dell'oliva, quindi tu senti questa sensazione di foglia, ti richiama per forza a un frutto sano e buono. Poi c'è l'amaro e il piccante, ripeto che sono due sensazioni che solitamente dovrebbero esserci, ma in qualche volta abbiamo trovato 0 come valutazione, perché assaggiatore poi soggettivamente c'è chi sente bene l'amaro e altri che non lo sentono per niente, c'è alcuni che col piccante ci vanno a nozze e altri che ci litigano, così come nell'alimentazione. Però l'assaggiatore deve sopportare, deve assaggiare anche gli oli cattivi per intenderci, per capire come funziona la cosa, perché se non è curioso non riesce a distinguere le diverse cose e a dare una valutazione a quello che sta facendo. Altre sensazioni sono quelle del maturo. Qui la prima parte riguarda la sensazione, stiamo sempre parlando della prima caselle sotto la prima linea gialla, perché gli altri sono difetti, e quindi c'è il fruttato di oliva matura, e questo pure è buono, se tu senti un bel fruttato di oliva matura non è premettendo che può essere meglio quello del fruttato di oliva verde, non è detto che quello del fruttato di oliva matura sia assolutamente da escludere, chiaro? È legato a questo c'è la mandorla dolce, la sensazione di coccoina su menduleggio, ci siete? Di frutta matura in generale, che può essere mela, banana, fragola, di altre verdure tipo pomodoro, che si sente molto la sensazione di pomodoro e nell'oliva sì, sono dei composti presenti a livello territoriale che si sente questa cosa. Sì. Pomodoro si sente abbastanza, su parecchi campioni. È dolce, che è la sensazione di mancanza di amaro, e altri tollerabili. Poi ci sono i difetti di cui abbiamo parlato prima, che è l'avinato, il riscaldo, il rancido, muffa, morchia, quel grossolano metallico e altri intollerabili, eccetera, per i quali ogni assaggiatore esprime una valutazione quando li ritrova e poi di conseguenza dà un voto su quelle che sono queste caselle qua, eccetera. Quindi la somma e l'elaborazione di questi fanno sì che si fa una classifica generale degli oli. Questa è la provenienza degli oli del concorso 2016, che erano 58, quindi tutta una... molti, troppi. Allora, non è possibile per un assaggiatore assaggiare tutti questi oli. Già la stessa commissione quando ha fatto le norme per l'assaggio di oli ha disposto che più di 16 oli al giorno non si devono assaggiare. Non ce la facciamo. Non è quello, perché vengono talmente alterate le papille gustative e alla fine non si riesce a... soprattutto ci sono quegli oli tannici, quella stringente, quello poi alla fine non ti fa sentire niente. Ma te che adesso sono i che assaggiano vini, i vini rossi invecchiati e assaggiano per ultimo, proprio perché hanno i tannici, le erbate legati alla conservazione, quindi al limite delle bottiglie, che solitamente vengono sentiti in bocca nel palato, e che non ti farebbe sentire quello che è uno vero, una chiaro. Oh, cosa abbiamo fatto? Cosa facciamo di subito? Facciamo uno screening, cioè una selezione preliminare degli oli presenti. Andiamo quindi ad escludere, io voglio dire che tutti gli oli erano belli, solo che in alcuni c'erano dei piccoli settori che tanto questo non vince. Tu gli dovresti dare una valutazione, ma se non ce la fai, allora dici no, la parte che diciamo scantona un po', poi c'erano addirittura 7 che erano proprio palesemente difettosi. Su uno di questi che abbiamo escluso c'era il rancido, ma secondo me erano mischiati i due oli, quello del nuovo e quello vecchio. In altri si sentiva un affinato acido, proprio forte. E queste sono olive che hanno fermentato. L'odore alcolico. Perfetto, l'odore alcolico. Dell'acetosella, una sensazione di acido acetico minima, per carità, in una minima parte di questi oli.
Gli altri oli avevano o non avevano odore niente, non profumo nulla, quindi che cosa la sa già fare? Quindi stiamo parlando di eccellenze, abbiamo selezionato solo 22 oli, praticamente il 29% della massa, e la degustazione l'abbiamo fatta su questi oli qua. Alla fine qualcuno di questi se aveva un bel odore, poi l'assaggio ha manifestato qualche altra tecnica. Alla fine abbiamo avuto 15 oli vergini extra che hanno superato il punteggio di 6,5, poi una buona parte ha superato il 7, in 8 praticamente su 12, ci sono 15, la metà hanno superato il 7, quindi oltre ai vincitori oggi consiglieremo delle gradazioni per quegli oli che hanno superato il 7 come voto di media, che per un panel è un buon voto 7, e ha vinto ma non è arrivato a 8, ma non arriva mai a 8, perché non sono tutti che hanno delle valutazioni largheggiano, non sono tutti i professori a scuola, non c'è di uno che non ha 10. Tutti spendono passi, ma non vorrei Non bisogna che esagerare. i colleghi sono voi, sono così. Non c'è, Non si legge nel prossimo numero. voglio dire, quindi c'è praticino forte. Mai si è arrivati a valutare un olio con 8 nel concorso di Lisbona, invece in altri concorsi regionali, io qualche volta ho fatto le selezioni per le scuole di fare, la Camera di Commercio di Cagliari, l'olio nuovo, il Monteferro, e in alcuni casi veramente però abbiamo degli oli super, ok? E anche degli assaggiatori. Sì, però noi siamo anche guidati in un certo senso. Un panel, in ogni commissione c'è un proprio panel, uno che funge da regista del gruppo del saggio, che dà le indicazioni, e quella di dare il voto giusto, essere un'indicazione ridondante, e ad alcuni non assorbono ancora, non il sottoscritto. Io ho dato anche 8,8 a questi oli qua, e poi alla fine si capisce chi sta andando, chi vince, e io sto assaggiando oli, mi dici, poi alla fine è quello, perché stiamo cercando di prodotti di eccellenza, li troviamo sempre. Una massa così di 50 oli per forza deve emergere qualcuno. E questo quando noi la presentiamo 70 tipi d'olio, avete dubbio nel poter no, ma ne assaggiamo 10 qui. Questo non mi sembra Quindi corretto. quelli che sono esclusi, io dico, quelli che non vengono premiati o che sono esclusi, vuol dire che sono degli oli difettosi, sono tutti oli eccezionali, ve l'ho detto, tranne che 7 erano proprio difettosi. Eppure vi sono sembrati buoni all'inizio, però. Alcuni di questi sì. Quindi non siete affidabili. Non siete No, affidabili. no, noi lo screening lo facciamo con la sensazione olfattiva. Vabbè, ma E poi quando arrivi a degustarlo, ma ma questo gli ha promesso Mario Monti, lo bevi e gli senti dopo alcuni difetti. Tipo la muffa è una sensazione che non senti all'odore, è una sensazione che ti fa la bocca anche lì alla parte, quasi che soffre quando entri in un ambiente umido, che ci sono i muri con la muffa, ci senti questa, ti tappa la gola, perché alcuni sono allergici alle muffe, no? E quindi ti dà questa sensazione, quando bevi l'olio che ha questa sensazione di muffa, ti dà questa sensazione di chiusura della e quindi ne abbiamo scartato anche di quelli che li abbiamo messi. Quindi non possiamo fare una scheda di ognuno del suo. Sì, di questi di tutti. Questi 22 farò una scheda con il profilo, eccetera. Degli altri dirò che quelle che sono le caratteristiche perché sono stati passati solo allo screening olfattivo. Lo farò, ci vuole tempo per fare. Per caricare questi 8 schede ci ho messo un paio di ore. Io questa mattina. Il primo classificato è quest'olio qua, che vedete che 7 o 4 no, campione numero 12. scusate, precedente. No, questa scritta adesso ho portato dal mio computer a quest'altro, passato per pennina, mi
mi ha portato mi ha allungato la scritta e non si legge tutto quello che c'è. Per capirci. Comunque, è un olio che vede il radar grafico con un buon piccante, un amaro, con sensazione di foglie di carciofo, buono, di erbaceo e questa sensazione di oliva verde. Si sente anche un po' di oliva matura, probabilmente era un'oliva, mediamente erano olive poco invaiate o semi-invaiate. Comunque un gusto abbastanza netto, pulito, persistente e poi con queste componenti di amaro e piccante in equilibrio a buon livello. Questo invece è il primo olio il bonese, che parlando di persone residenti è il buono, non oriundi e non quindi anche qui purtroppo la descrizione, no? Ma la descrizione la trovate nell'attestato, almeno le stampe sono venute bene. Anche qui vedete il profilo grafico, molto simile a quello precedente, con una intensità di amaro di piccante leggermente inferiore, così come quello di oliva verde. C'ha sempre le stesse sensazioni di erbaceo, di carciofo, di foglia, con una piccola sensazione di frutta, quindi sicuramente le olive erano un tantino più mature rispetto al campione che stavamo vedendo precedentemente. Questo è il secondo classificato assoluto, molto amaro, piccante, bello tosto, però gradevole nel suo complesso perché è armonioso, perché ha tutte queste sensazioni tipiche della varietà astrina, si somigliano molto questi grafici qua. Questo qua invece è il terzo classificato, ha una sensazione diciamo sempre di amaro piccante, più piccante che amaro nella media dei voto degli assaggiatori, nell'intensità che loro hanno descritto. Queste sensazioni sempre di erbaceo e di oliva verde, ma al contempo anche di oliva matura, cioè nel senso che c'erano sia l'una sensazione che l'altra. Scusa, perché prima 7,42 adesso 7,60? Era solo di questo è il terzo classificato, e l'altro è il primo fra gli ilbonesi, perché c'è primo, secondo, terzo, e poi premiamo il primo ilbonese. Questa è la Che non è il primo in assoluto. che non è il primo in assoluto. Un premio di consolazione. Questi sono i quattro profili a confronto, sono abbastanza simili, il primo e il secondo classificato che hanno avuto anche un buon punteggio, il terzo campione è un po' deviante su quelle che sono le sensazioni di matura, di frutta e mandorla, e il campione primo tra gli ilbonesi è molto simile al primo e al secondo. Io avrei terminato, poi vi ringrazio dell'attenzione e potremmo passare alla premiazione che l'assessore Che faccio? No, aspetta, non se ne andava. sì, guardate se vi ho tenuto così a lungo, ma è stato piacevole. Siamo riusciti. Non mica solo il uno poi. Non serviva il ritmo. Cosa vuole? Ma io non una gran menzione per il signor Arras. No, è stato favorito. Una piacevole sensazione di fruttato di oliva semi-ingoiata. All'assaggio evoca sensazioni erbacee di carciofo e foglia, frutta matura e mandorla fresca, amaro e piccante gradevoli, gusto pulito ed equilibrato. Il voto del 7,6. Altra gran menzione del Gianfranco. Poi una piacevole sensazione di fruttato di oliva
piccante, Stringi. dal gusto gradevole, pulito, rotondo e equilibrato. Voto 7,09. Allora, un'altra gran menzione per la Angius Marcellina. C'è il marito. Che c'è la mamma che sta male. E però come faccio? No, non posso, se no poi. Va bene. Come lo Ora fai? con una piacevole sensazione di fruttato di oliva semi-pagliata. All'assaggio evoca sensazione erbacea di carciofo e foglia, di frutta matura e mandorla. Amaro e piccante in equilibrio, gusto persistente, pulito ed armonico. Voto 7,51. Delle Pau Mario Bruno. Allora, Stringi, Mario. Richiama il fruttato di oliva verde poco invagliata. All'assaggio richiama sensazione pace di foglia, carciofo e mandorla verde. Buono amaro e piccante. Gusto intenso, persistente e equilibrato. Voto 7,57. Terzo premio, Meloni Fausto. Olio che presenta la sensazione di fruttato di oliva semi-pagliata. L'assaggio richiama le sensazioni erbacee di carciofo e foglia, di mandorla e frutta matura. Buona amaro e piccante, gusto persistente, armonico e equilibrato. Voto 7,60. Non devi fare niente. Questa dura 10 minuti. Prima di scalare schiacci il tuo pulsante. La faccio partire adesso. Inquadra, va, cerchiamo di stringere, è al massimo. E tanto sto recaricando dentro di Allora, olio con una piacevole sensazione di fruttato di oliva pagliata. All'assaggio è una sensazione erbacea di carciofo, foglia e mandorla. Amaro e piccante intensi. Sensazione persistenti, gusto pulito, armonico e equilibrato. Voto 7,78. Allora, vince il primo lemonese Stocchino Gianusco Silvio. Allora, olio con una piacevole sensazione di fruttato di oliva pagliata. All'assaggio evoca liepi sensazioni erbacee di carciofo di foglia, di mandorla e frutta matura. Buona amaro, piccante, gustoso e fritto. Voto 7,41. Allora, il primo classificato in assoluto, Busi Gianfranca. Allora, olio con una piacevole sensazione di fruttato di oliva poco sbagliata. All'assaggio richiama sensazioni erbacee di carciofo e foglia. Amaro e piccante intenso.
sensazioni persistenti, gusto pulito, armonico e equilibrato, voto 7-88. Mario, voglio da staccare questo. Caleo. Calesso. Ah,